Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora Fioi, siamo qui per il primo mondiale impossibile, ho visto che fare tutte le partite mi toglie via troppi video, non ho tempo, non ce la fo, e quindi andiamo con i mondiali impossibili. Allora, con che squadra possiamo iniziare? Perché partire subito col Qatar mi sembra un po' così. Io direi di provare a vincere questi fottutissimi mondiali. Sono un po' indeciso, Beppe, sono un po' indeciso, Beppe. Io partirei con la Danimarca, ragazzi, che insomma vincere con la Danimarca non è proprio così facile. Ok, perché lo sapete, dove c'è Casper Dolberg c'è il Cube. No, poi è una bella squadretta, comunque una squadra divertente. Facciamo una lasciata, facciamo partite da pochi minuti e vorrei finirli in... oh, grazie. Il palco è scenico, perfetto. Crea. Sì, creello. Grazie, grazie. Ciao. Copyright, copyright. Copyright. Ta 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 ta, la la la, che palle. Tan tan, copyright. Perfetto. Allora, vediamo. Gioca partite. Ma no. Allora, Rosa, Dolberg, Skolsen. Beh, il modulo tengo questo modulo qua, sinceramente. Vabbè, direi di tenerlo così. Boh, sarà Dolberg la nostra bocca di fuoco. Allora, ok, no. Iniziamo, prima partita. Allora direi per fare una bella rasciata. Vediamo. Postazioni gioco. Mettiamo 3 minuti. Però mettiamo campione, così è chiaro che perché almeno abbiamo qualche possibilità di chance di rimediare. Però non ho mai giocato così veloce, così pochi minuti. Vai. Federica Pelliccioli, ragazzi, grandissima la Pelliccioli, me la godo. Vai, partiamo con i mondiali impossibili, rasciata in un video. Sempre così, così proviamo più squadre, vai, vai. Vai ragazzi. E si parte ragazzi. Parapa, parapa. Guardateli danesi. Belli danesi. Belli come il sole di notte. L'avevo tolta però la musica, porca puttana. Eccoci qua ragazzi, Danimarca-Tunisia, prima partita. Immagini in diretta dall'Usain Stadium, teatro del match che vi racconteremo oggi. Vi do il Vai, bentornato sulle si frequenze di parte, eSports. mondiali Con me, impossibili. come sempre, c'è Lele Dan. Parte il Rasciata viaggio totale. verso Qatar 2022, la speranza per entrambi ovviamente è Damsgaard che possa subito. concludersi il più Subito per tardi Delaney. possibile. Può colpire da lì e c'è il gol della Danimarca. Umiliati così. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Non me l'aspettavo sto gollazzo però. Adesso vediamo, spero sia troppo semplice, se no aumentiamo difficoltà. Ho cercato di bilanciare difficoltà con tempo. Guadagna Merli. Scovolsen. Dolberg. Dolberg. Ah, peccato. Ha evitato un possibile gol. Proprio, vai. Grandissimo, ancora Delaney. Possesso per Il signor la Paolone Danimarca. Delaney. Dolberg. Casperino, peccato. L'attesa è finita, si apre ufficialmente la nuova Occhio. avventura in questo mondiale e c'è molta curiosità per capire se Bravissimo, potranno Vass. ricoprire un ruolo da Comunque protagonisti la vedo o dura in un sembrare video, accontentarsi di fare la comparsa. La Francia ha sicuramente i numeri per Dolberg, chiudere al primo posto. Scovolsen, Dipende molto dalle sue Eriksen. stelle. Se dovessero Attenzione, brillare, Scovolsen. Poteva essere il gol del doppio Tiro vantaggio, gara che inaccettabile. rimane in qualche modo aperta. errore questo che potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato. Vediamo quali conseguenze avrà anche a livello Vai, psicologico. portiamo la Danish Dinamarca a vincere il mondiale. Dolberg, Casper, per Damsgaard. Ancora. Mantengono il possesso del Dolberg, pallone, una buona Dolberg. serenezza. Bello. Un tiro davvero inguardabile questo. Ah, Casper. Vabbè, monitoriamo il tempo e vediamo. Stiamo al massimo sui 35 minuti. Era pressato e non è riuscito a tenere il pallone in campo. C'è tensione, Beppe. Scovolsen. Dolberg. Dolberg. Eriksen.
Bravo Eriksen da Scovolsen. Delaney. Qualcuno aveva Mamma ma il mia. pallone perdiato largo. Partenza comunque a razzo di danesi. Schiri. Danimarca che recupera il pallone. Scovolsen. Vede Dolberg. Dolberg. Kasper. Ah, Intervento provvidenziale per sventare la minaccia. peccato. Sì, della prossima mettiamo leggenda però, eh. Estremo no, perché non ho coglioni. Ma leggenda sicuro. Voglio soffrire di più. Anche se no, Interviene perché se no non sono pallone. impossibili. Comunque 3 minuti sono comunque non pochi. Delaney. Delaney. Palla per Damsgaard. Damsgaard. Bello. No. Buono. Altro possesso perso. La Danimarca che è padrone di tutto. Eriksen. Eriksen vede Dolberg. Non ci credo. Attento qui il portiere, ha capito tutto. Il mio pupillo sta facendo cagare. Che ormai pupillo, insomma, carità, è andato in Premier. Una buona carriera l'ha fatta, però speravo di più, sinceramente, per Kasper Fantasmino Dolberg. Occhio qui alla ripartenza. Difesa che recupera bene qui. Vai Damsgaard, l'uomo dalla fronte altissima. 1-0. Si chiudono i primi 45 all'Usail Stadium. Molto bene. Ta. La Pelliccioli, ragazzi. Ripresa che ha avuto inizio. Quando è la Pelliccioli, nell'esordio mondiale. quando è la Pelliccioli, ragazzi, che arbitra su cazzi. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Delaney, l'autore del gol che decide il match. Damsgaard. Kasper. Delaney. Scovolsen, bravissimo per Vass. Vass si invola verso la gloria. Intervento Niente. decisivo questo. Kazri. Ancora buono. Dolberg. Dolberg lancia Scovolsen. Scovolsen, bellissimo per Eriksen. La favola di Eriksen dallo shock di Euro 2020 al gol del mondiale 2-0. Sentenza erixiana. Sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Match In che fondo al riprende, sacco. un allungato portandosi sul 2-0. Castri Occhio. ha risolto problemi con una grande giocata. Problemi. Dolberg. Manca solo la firma di Kasper. Sì, stiamo troppo dominando, sì. Effettivamente. La palla non resta mai troppo a lungo tra i Dolberg. giocatori, Kasper. c'è un libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti Eriksen. allo staff tecnico a questi ragazzi. Bello sto cross. Attento qui il portiere su questo calcio d'angolo. Cross geniale. Kier. No, Kier, no. Attenzione Sliti. Castri. No, buchissimo. Attento qui. Mamma mia. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato Delaney, mattatore Delaney. Kasper Dolberg. No, Kasper, no. Non può farmi sti errori il fantasmino. Eriksen. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due Vai squadre. Eriksen. Eriksen si Sale invola. Eriksen, vediamo se la passa. Dolberg. Dolberg. Per Scovolsen. Ancora Dolberg. Dolberg. Niente. Mette il corpo e respinge. Non riusciamo a far segnare Kasper. Difensiva. Occhio al contropiede. Si gioca, c'è il vantaggio. Possesso recuperato Vass. bene dalla difesa. Dominio danese non va bene. Difende il pallone con il fisico. Prossima partita mettiamo Legend. Possesso regalato. Dolberg. E Kasper si invola. E Kasperino si invola. Il fantasmino si invola. Occhio a Dolberg. Eccolo qua, ragazzi. Kasper Dolberg. Di vantaggio adesso. Sentenza Tante dolberghiana. gli avversari.
Grande. Azione del gol che merita di essere rivista. Gollazzo Piede degno di così nota, pieno, direi. Non ha davvero lasciato spazio al Pam! portiere con questa botta dalla media distanza. Eccolo qua. Insacca il fantasmino. 3-0. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Troppo facile, altro che in modali impossibili. Un minuto indicato dal Damsgaard. tabellone del quarto uomo. Finisce qua 3-0. Vediamo la partita. Grazie al fattore campo. Una vittoria netta. Siamo a 10 minuti. Quello che mi è piaciuto di più però sai cos'è? Buono, buono. Prima vittoria pesante. Adesso aumentiamo il livello. Francia vince, tutto da copione. Ok. Personalizza, impostation. 3 minuti. Leggenda, ok. Bene. Gioca partita. Secondo match. Contro proprio la Francia, mamma mia. So cazzi. So cazzi contro la Francia. Eccoci qua. Sale la febbre sulle tribune Strano. dell'Inside Che Stadium palle, in però non Piazza perché fare Vinci. uno stadio solo, Iniziano Dio già a Cristo, terrena 2 stadi. ben per il commento tecnico. Vai. Squadra caccia di 3 punti, Adesso è per dura, così non essere la seconda giornata del mondiale. Si affrontano Danimarca Ah, e Dolberg qua Francia. sbaglia. Sono entrambe Subito con Mbappé. bel successo al debutto. Ora dobbiamo vedere se cominceranno a fare calcoli pensando alla qualificazione oppure se la giocheranno a viso aperto. Ocio. Perché un punto potrebbe anche Aia. andare bene. Alla buona per Benzema. Karim The Dream non c'è però, Rischioso ma efficace. C'è Oliviero che si è girato, sempre e comunque. Camavinga. Efficace qui il tuffo del portiere. Un po' diversa la partita contro Leble. Viva, viva, viva Leble. Tocca vicino verso il compagno. Buttala via, bravo Casper. Mamma mia. Scarsa la Francia. Altro tiro della bandierina. Viva, viva, viva Leble. Eriksen. La favola Eriksen, la favola Eriksen. Bravo Eriksen. Attenzione Scovolsen. Scovolsen per la beffa atroce. L'atrocissima Olsen. Ragazzi, la Danish Dinamarca. 1-0 e punisce. Gara che riprende con la Francia costretta a reagire. Scovolsen punisce subito. Viva, viva, viva Leble. Mbappé. Merda. Palla fra i piedi di Griezmann. Le Petit Diablo, Benzema, Karim, mamma mia ragazzi. Spinge il portiere, pallone ancora buono. Mette giù il pallone. Si soffre. Prova in acrobazia e c'è il gol. Subito a pareggio della Francia. Torna subito in equilibrio. Le Petit Diablo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol. Damsgaard. Dolberg. Bravo Dolberg. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. La Francia è forte, però mi ha fatto piacere far subito gol, vedere che ci siamo. Occhio a Benzema. Anche un pareggio mi andrebbe benissimo. Arma del vantaggio, attaccano i francesi. Merda, Mbappé. Un altro gol e questo può dare 1-2 micidiale della France. il punteggio adesso è di 2-1. Bello però con subito Scovolsen. Scovolsen, calma Scovolsen. Può essere il pallone del pareggio. Viva, viva, viva la Danimarca. Incredibile. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Incredibile Fioi. Ci siamo ancora, ci siamo. Bravissimo Vass. Camavinga. No. No, non ci credo. Grande. Dice di no. Grande Schmeichel. Delaney. Mamma, stiamo bucando i francesi però in difesa. Capisce tutto e recupera bene palla. Lloris, purtroppo manca a me. Attenzione, cagata di Lloris. Guarda che bavosio. Ancora cagata di Lloris. Casper.
Kasper Dolberg. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay. Incredibile. Ha per regalare palle ed è stato punito. Guardalo, bello come il sole di giorno. Si riparte con la Francia sotto nel punteggio. Poi pazzesco, però, Francia che avanza lungo Occhio. la fascia. No, subito. Palla sul palo, tutto fermo, c'è la bandierina che si alza. Mamma mia, partita pazza, signori. Seconda frazione che ha preso il via. Viva, Caccia di punti viva, nella classifica viva del Lebl. Francia parte forte. Attenzione Mbappé, Mbappé contro tutti, Mbappé contro tutti. Mbappé! E c'è il gol che rimette le cose Mamma a posto. mia Mbappé. Reagisce immediatamente. Partita senza senso. Spettacolo con molti gol, una sfida molto aperta anche tatticamente. Porca miseria, subito la pareggiano. Palla per Dolberg. Guadagna metri, efficace la copertura della difesa che si salva. Guarda, siamo completamente scoperti. Lotin. Lotin, Regge palla col corpo. grande. Mamma mia, Lotin. Perché lo chiama ancora Lotin? Tenta di Dansgaard, mamma mia, però in difesa la Francia fa acqua. No, mamma mia. Certo che il cappellone di Lloris però è da leggenda. Hernandez. Antoine Griezmann. Antonino. Teo Hernandez. Attenzione a Teo, attenzione a... Porca puttana Teo. Dai, sarebbe peccato perderla. Salgono i saltatori francesi. Corner per la Francia. Sul risultato di parità. Entra Guendouzi, esce Camavinga. Comunque nella Francia. Buttala via. Palla che finisce sul fondo. Ha perso la Roba buona nostra. occasione. Schmeichel. Kier. Molto bene Dolberg. Dolberg lancia Eriksen. Eriksen. Per poco non sorprendeva il portiere. Peccato. Si stanno affrontando a viso aperto e ribattono colpo su colpo. Francia 7 tiri e 7 in porta. Guarda, lo certificano anche i numeri. Sono sicuro che i tifosi non stanno certo rimpiangendo i soldi spesi per il biglietto, Pier. Bravo Kasper. Kasper. Eriksen. Si esalta sul tiro ravvicinato. Cosa mi ha preso Lloris? Francia pronta al cambio. Sceglie il tocco corto. Merda. Intercetta il pallone in una zona complicata. Non meritiamo assolutamente, cioè meritiamo forse più di vincere che di pareggiare. Se perdiamo mi incazzo, Ancora bravissimo. per le speranze delle due squadre. No! Viva, viva. Damsgaard. Guarda la cagata ancora qua. Dolberg. Kasper Dolberg. Passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è da loro The Punisher. dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto. Mamma mia, non me l'aspettavo per una roba del genere. Ma vinciamo. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. Merda, no, dai però. Griezmann. No. Parata distinta. Karim the Dream. Pallone del pari. Rischia di rivelarsi decisiva a questo punto del match. Dai che se vinciamo abbiamo già la qualification. No! Teniamo palla. Delani. Tocco per Mele. Vai Pera. L'appoggia Delani. C'è spazio per la ripartenza. Palla schizza via dopo il contrasto. No, cagata qua, atrocissima. Quarto uomo. No, adesso no, il solito culo francese. No, il solito culo francese, grazie. Bravi. E si va a vincere, ragazzi. Andiamo agli ottavi. Partita equilibrata con il risultato in bilico fino all'ultimo. Una vittoria. Voliamo agli ottavi, Beppe. Siamo agli ottavi, olè. Siamo agli ottavi.
Ok, adesso possiamo fare anche un po' di turnover. Allora, turnover come indiano. Allora, per dame mettiamo Brad White, Cornelius, mettiamo Scov. Sì, turnover atroce, l'atrocissimo. Ok, TD. Così ce li ho belli freschi. Se non ho un TS, Jensen, posto di Eriksen. Sì, poi li proviamo tutti. Ok, perfetto. Vai. Contro l'Australia. Dai, che un punto basta per il primo posto. Al Bite, sì, l'altro stadio. Grande benvenuto agli amici da casa. Pierluigi Pardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Terza e ultima giornata della fase a gironi di questo mondiale. Gara che vede protagonista Australia e Olè. Danimarca. Essere a un mondiale per molte squadre è già un traguardo importantissimo. Non me l'aspettavo, ragazzi, questo inizio, perché la Danimarca è una buona squadra, ma non del massacrare la Francia così con 4 gol. Jensen. Queste due formazioni in campo oggi. Ah, peccato. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Partita pazza, ragazzi, con la France. Sì, possiamo fare dopo, se in caso l'eliminazione diretta possiamo fare anche più minuti. Adesso vediamo, sopravvaluto sta cosa. Tanto vediamo fin dove arriviamo. Che sventa un'azione molto pericolosa. Cornelius però, ragazzi, è lento come la merda. C'è spazio per l'azione dell'Australia. Bravo, La pressione della difesa, recupero del pallone. No, no, che inculata. Ecco, altra cagatissima. Mamma mia, i della Danimarca sono atroci però, Pallone burato. Conclusione tutt'altro che irresistibile. Facile per il Vai. portiere. Buono, Cornelius vede Jensen, va da Skov. Fuori di poco, le danesi me le godo. meritato di certo sorte migliore e invece è finita di poco fuori. Peccato. Peccato sì, caro. Danimarca che prova a rendersi pericolosa. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Il tiki-taka, te lo do io il tiki-taka. No, buchissimo. Ha spazio. Muovono bene il pallone. Molto bene. No. Perde un brutto pallone. Ma vara che... Può essere il pallone del vantaggio. Non ci credo. Gol dell'Australia. Riserve a dir poco imbarazzanti. Non voglio perdere, però voglio il primo posto, cazzo. Tira. Il portiere Bravo Schmeichel. Sperava di festeggiare di nuovo. Serve grosso, serve Fabione grosso, che con l'Australia sa come si fa. Brutto rinvio, attenzione, no? E c'è il gol, le hanno fatto subito un'altra difesa evidentemente ancora sotto shock. Ma vaffanculo. McLaren. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Danimarca che paga il troppo turnover. Vai Breit. Bravo. Ah, peccato, non ci credo. Dammi il rigore, niente da fare. Finisce un primo tempo abbastanza atroce. Francia pareggia, ma la Francia la porterà a casa. È vero che noi abbiamo sconto diretto vinto, teoricamente dovremmo farcela, però... Dai, va bene così.
Vai, Va cambi. in campo per il secondo tempo. Non accetto di perderla così. Ricordiamo, per la fase a gironi dei mondiali. Non tengono questo pallone. Occhio. Rostra, Non è niente. uscito, sarà rimessa. Occhio. È tutto solo. Eccolo il gol della Incredibile. Adesso rischio che perdi... Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato Non ci al sto varo capendo. Cioè, il 4-3 con la Francia e perdiamo 3-0 con e l'Australia. spesso alle spalle Tutto del molto tifoso normale. ha provato invano a opporsi alla conclusione. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Sveglia. Vai, Skov. Eriksen. Bravo Eriksen, niente. Si ripartirà con un calcio d'angolo. 3-0, ragazzi, passivo incredibile. Batte corto. Va per via interna. Bravo Skov. Bravissimo qui il difensore che recupera. Niente, Possesso dopo palla che premia la partita maggiore nata male organizzazione purtroppo. dalla squadra di casa. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai. Guarda, fuori gioco, Possiamo niente. far gol qui, E c'è il gol. Partita straordinaria. Cioè, la Danimarca viene, l'Australia viene tutto oggi. 4-0. Scoppola incredibile. A regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Che scoppola. Mamma, ne faccio più tutti sti cambi, oh. Entra bene sul pallone che finisce in palo laterale. Scoppola atroce. Troppo sicuri, troppo tranquilli. Palla piena. Non se riusciamo a diminuire un po' il passivo. Perché... Skov. Ecco Eriksen. Devia la Niente. conclusione. L'Australia che sembra il Brasil. Occhio al contropiede qui. Guarda che roba! Occhio alla ripartenza pericolosa. La mette giù ma non No è... vabbè ragazzi, ma che figura di merda è! Replay impietoso. Ma che figura di merda stiamo facendo? Incidenti che capitano. 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Inspiegabile questo blackout. Ecco il momento della sostituzione. Troppi campi, la squadra non esiste. McLaren. Prego, no, non la chiusura del set, grazie. Il riflesso. Mamma mia, secondo tempo Dice di no, siamo crollati. Solo applausi per questo intervento. Sceglie la battuta corta. Cerca la rete. Sì vabbè, ma ragazzi, ma ogni tiro è un gol. Sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Stanno letteralmente umiliando gli avversari. Sì, veramente, Con cioè, questo 6-0 io sto pesa zitto che è meglio. Sfugge bene la marcatura. Occhio a Eriksen. Eriksen, gol. E c'è il gol, accorciano le distanze. Salviamo l'onore. Un po' troppo tardi. Punteggio che cambia dunque e siamo 6-1. Imbarazzanti, Risultato amaro per la squadra ospite che esce sconfitta. imbarazzanti, però ce li facciamo gli ottavi. La Francia vince incredibilmente. Vince solo 2-1, ma siamo stati... Vabbè, vaffanculo. Perdiamo il primo posto. Ma Polonia-Danimarca ci va anche di culo. Polonia-Danimarca, dai. Ottavi di finale, Beppe. E ora si fa sul serio, devono dimenticare questo 6-1 abbastanza vergognoso. Dopo due partite strepitose. Prendiamo le Magnifica bombe. la risposta del pubblico qui all'Al-Bait. C'è un frastuono tale che si Dai, fa raga. fatica a sentire le nostre stesse voci. Amici appassionati dell'ascolto. Ma che roba è? Sempre c'è Daniele Adani. Match da dentro. Ma no. Solo per una delle due. Ma che...
quarti di questa Coppa del Mondo. Non ci Si credo. affrontano Polonia e Danimarca. Ma neanche ho guardato le maglie dopo per scontato. Certo, questo ottavo di No finale. vabbè, 90 ma che minuti roba per è? giocare la concentrazione al massimo. Fe l'ottavo Total War. Ma Dio Cristo. Cristo. Secondo me alla fine la spunterà quella che sbaglia meno. Ma che cagata è? Vai, non sto capendo niente. Scovolsen, sfruttiamo sto gioco. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ma no, non è... Sì, vabbè, ma dai, abbiamo le stesse mani. Ecco le scelte del CT danese. No, vabbè, cioè... Non capisco niente. In difesa con Christensen. Che occasione, Pier. Mamma. Spinge il pallone che è ancora in gioco. Allontana la minaccia qui. Non sono stati Basta. assistiti alla buona sorte sulla conclusione di A poco caso, fa. ragazzi, devo Il portiere non capire... sarebbe mai arrivato. Il palo ha negato loro il gol del vantaggio. Siamo completamente uguali. Dolberg, no. Palla fermata benissimo dal Poi i difensore. giocatori non si capiscono. Total White, signori. Occhio a questo giocatore capace di abbinare Mamma qualità mia. e quantità come pochi e può essere un Che fattore mi chiave scuso, in ragazzi, ma ho questa paura squadra. di dover ricominciare da capo. Importante, Pier, ne ha fatti 3 nelle ultime 3 uscite. Troppa Così roba. ha la possibilità di allungare la serie positiva. Devo stare molto Possesso concentrato Polonia perché... che attacca. C'è la prateria per andare e si sblocca dunque il risultato. Ed ecco Piontek. dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0. Rischiamo di andare fuori così. Dolberg. Buona rete di passaggi. Bravo. Dolberg. Dai, Casper. Recupero Ma no. fantastico, sbroglia una situazione difficile. Ma porca puttana. Sto gioco rincoglionito. Buono il Ti contrasto. pare che vado a vedere se le maglie sono uguali o no? Cioè, cazzo, siamo rossi e bianchi, uno lo metti rosso, uno lo metti bianco, zio cane. A sfruttare il fattore campo. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi. Che di partenza. bello. Fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri. Ha preso a un sconfiggere, gol per poi balordissimo. colpirlo in contropiede. Intercetta bene, attenzione. Conclusione parata facilmente da Kasper Schmeichel. Resta a terra, l'arbitro interviene. Successo? No. Se riuscirà a riprendere. No, vabbè. Che bello. Metto questo camione veloce. Ho fatto anche il turno. Gioco che riprende con l'arbitro che scodella il pallone. Ti prego, un gol senza capirlo, ti prego. Højbjerg. Gol! Non so come, 1-1. Del pareggio. Grande Højbjerg. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Sembra la partita impossibile. Questa è proprio la partita impossibile. La partita impossibile nei mondiali impossibili. Aumentiamo la difficoltà che sta su cazzo. Finisce la prima frazione. Le due squadre negli spogliatoi al tempo. Ah, perché ci sono due squadre? Non l'avevo capito. Parapapapapa. Vai. Si riprende a giocare. Dai che vinciamo. Tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Corno madonna. Sì, Cornelio, dico, cioè, senza Dolber perdiamo tanto comunque. Lewandowski. Ottima visione di gioco qui. Non ci credo. Ma dai, ma sempre gli stessi gol di merda prendo. Se tornano a condurre. Danimarca è chiamata ora a rimontare lo svantaggio. Spazio per andare. Non ci... Pallone ancora in gioco. Non ci credo. Non ci credo. Si gioca. Per poco non trovavano il pareggio, tentativo non particolarmente fortunato. Dove Non ci hanno trovato credo. il portiere, hanno trovato il legno che ha impedito al pallone di entrare. Beffa atrocissima. Prima la maglia, poi si attraversa. Pierre-Emile Højbjerg. Controllano molto bene il possesso del pallone. Perde palla. Niente. Danimarca, adesso la Polonia fa melina.
Przemysław Frankowski Occhio. respinge la conclusione. Calcio d'angolo, è una buona premessa per Madonna, non ci capisco niente. occhio perché ci sarà un cambio. Perché bisogna salvare sempre. Tiene a bada l'avversario con il fisico. Con grande personalità per Guarda che roba. Ma attaccano con più elementi. Conclusione assolutamente sbagliata. e nonostante tutto stiamo giocando anche bene. Quella traversa grida vendetta. Occhio al pressing. Delani. Palla che blocca Ma via. porca trota. Lewandowski. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo Ce ne stiamo andando, peccato. Peccato. Sarà per la prossima volta. Secondo me con le maglie giuste. il cambio Polonia. Non riescono a spazzarla, non è finita. Palla gol questa. Dice di no qui il portiere. Mamma mia, Schmeichel comunque grande portiere. Decisivo il portiere nell'occasione precedente. La parata è clamorosa. Un altro gol li avrebbe fatti sprofondare -2, chiudendo di fatti i giochi. È fuori gioco, attenzione. Offside, poco. Non ha dubbi Abbiamo ancora un'occasione, ma la vedo dura. Niente, non riesco proprio a muovermi. corretta. Occhio a Lewandowski. Bravo. Ancora 3 minuti. Dai, proviamoci. Fischio finale. Dai, proviamoci. Gran palla. Vai, cazzo. Tira. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Risolve il problema. Con Casper. Ecco il triplice fischio che Finisce qua, ragazzi. Usciamo agli ottavi. Prima al prossimo turno. prova del mondiale impossibile con una partita impossibile con le stesse maglie. Vabbè, lasciamo perdere. Vengo sotto il comandone veneziano. Prossimo mondiale impossibile possiamo già anticipare che sarà con la Serbia, il Brasile del calcio europeo, una volta era la Jugoslavia. Ciao!